Ben ritrovati a Sette Sera, continuiamo questa nostra puntata tutta dedicata all'evoluzione. Abbiamo parlato di scienza, biologia, medicina, società e poi di comunicazione. Abbiamo riso guardando le vignette di Cruel, adesso Cruel è tornato con noi, allora ben ritrovato a Carlo Crudele, il nostro vignettista, e con te continuiamo a parlare di comunicazione, di tutti i nuovi meccanismi. Entriamo in internet, che tra l'altro è quello che ti ha dato un po' la fama, che ti ha fatto arrivare. Allora do subito il benvenuto ad Alice Cimini, Communication Manager di Tworti.com e co-founder. Ciao. Ciao, il Buonasera. tuo altro co-founder è lui, perché nel web ci sei nato e ci stai. Allora, vediamo un po', Alice, il web è grandissimo, oggi c'è veramente sempre vicino, sembra che risponda a tutto, però in verità così non è. Allora, che cosa manca in internet? Allora, in internet c'è tutto e il contrario di tutto, per cui quello che manca è un'informazione che sia di valore, qualcosa che sia a misura di quelli che sono i nostri interessi o quello che insomma veramente può essere per noi rilevante. E proprio da questa mancanza insomma di un'informazione più mirata e meno dispersiva abbiamo pensato di dare vita ad un nuovo strumento che potesse andare a colmare, no? Proprio questa mancanza e creare uno strumento che non fosse un insieme di curve ma fosse un'autostrada che diretta va all'informazione che a noi interessa, ed è proprio in questo senso che nasce Tworti.com. Benissimo, allora Tworti.com è definita da voi una no-munity, proprio per questo che hai detto tu, è un'autostrada che porta velocemente verso quello che interessa. Esatto, sì, è un sistema nuovo che diciamo, si pone un po' al di fuori dei social network attuali, perché invece di ragionare per amici, come ormai capita in tutti i social network, si ragiona per interessi in comune, quindi la no community, perché è la community del sapere condiviso. Si fa in modo tramite Tworti che diciamo, ci si possa iscrivere dando i propri interessi. Quindi diciamo che sono appunto interessato alla satira, ma anche alla musica, alla letteratura. Invece di avere il mio piccolo circoletto di amici, ogni volta che posto qualcosa, che sia un articolo, un video, un link, quel contenuto arriva direttamente a tutti gli utenti di Tworti che sono interessati a quella tipologia di informazione, quindi alla satira o alla musica o alla letteratura. Certo, quindi amici mirati, diciamo, Esatto. non sono quelli che conosciamo veramente, quelli che amico di amico che mi piace tenere nella mia lista, ma poi non ci magari parlerò non c'è mai. scambio, esatto. Ecco, ma proprio per argomenti, per esempio io voglio parlare di giornalismo, voglio nuove idee da portarmi in studio e vedrò tutto quello che si possa in questo argomento. È bello, è veramente molto interessante. Entri in contatto con persone che parlano la tua stessa lingua, quello che accade normalmente nella nostra vita quotidiana quando si incontrano persone, poi alla seconda, terza parola si scopre che si hanno interessi comuni, no? E a quel punto c'è qualcosa che scatta, che ha un valore in più. La stessa cosa noi l'abbiamo riprodotta su Tworti, proprio per dare vita a quella che potesse essere una comunicazione, un'informazione che andasse oltre la cerchia degli amici o dove tu devi fare tante condivisioni, ma che arrivasse direttamente, insomma le persone entrano in contatto immediato. Certo, è però una nuova impresa, perché comunque si parla di web, ma sul web la fruizione è gratuita, come in questo caso, ma certo che invece creare un portale, inventarsi una tecnologia di questo tipo gratuito non è, anzi ci vuole un grande lavoro e di pensiero e di creazione proprio della piattaforma stessa. Ecco, è un'idea che paga in questo momento di crisi, è un'idea che riesce a farsi strada, in che modo? Quando è nato e come è nato, cioè in questi mesi, in questi... Allora, sì, Tworti nasce circa un anno fa. Ovviamente quando è nato, da quando è nato ad oggi ha cambiato pelle e oggi appunto è una vera e propria community. Non nascondiamo le difficoltà di avviare una startup in un momento di crisi, ma non solo in un momento di crisi, ma anche in un paese come l'Italia che fa sempre fatica a credere nei giovani e a investire nelle idee, per cui diciamo che la fatica è tanta e c'è.
quello che oggi noi vediamo e che ci dà soddisfazione è che le persone iniziano a credere al valore di questo strumento, e Tworty nasce proprio da un momento di crisi, no? Si dice che la crisi sia un'opportunità. Ed effettivamente noi abbiamo iniziato volendo dare un'opportunità alle persone, quindi agli utenti, alle aziende, poi ne parleremo bene, agli artisti, per cui creare qualcosa che andasse oltre, che quindi appunto non si facesse ingrigire, no? dalla Sì. crisi attuale. Sì. Diciamo Ecco. che questo è un sistema che è apprezzato molto dagli utenti, perché si Sì. possono promuovere, Sì. possono arrivare direttamente. E quello che volevo chiedere è un sistema che può essere utile anche a livello aziendale, ma anche proprio per crescere. Parliamo per esempio dei giovanissimi. Mentre stavo preparando la puntata vostra, stavo anche preparando le puntate dei giorni seguenti, e nei prossimi giorni verranno da me dei giovanissimi artisti, sono tutti cantanti dai 14 ai 25 anni. Ecco, loro potrebbero trovare una strada su questo, perché per esempio loro sono molto attivi su Twitter, su Facebook, Certo. sono sistemi, però si fanno conoscere dai loro amici, dagli amici degli amici, e poi insomma pian si piano, fermano lì. esatto. Può essere invece un modo per promuoversi? Certo, sì, perché la logica è sempre la stessa, cioè tu arrivi a un target interessato, per cui se tu sei un giovane artista, la tua idea è quella di arrivare a più persone possibili. Cioè si può postare anche una vignetta nel tuo caso, Certo, un brano un brano musicale, ma Ok, domani si questo potrà lo conosco. postare un Un ebook, video. un video, per ottimo. cui di fatto tu riesci ad arrivare, mentre con i social network attuali, Facebook, Twitter, rimani confinato nei tuoi 3.000, magari 4.000 amici. Immagina se potessi arrivare a una serie di persone che non ti conoscono, non sono tuoi amici, ma che sono interessati a quello che fai. E quindi per gli artisti, appunto, per gli artisti è esatto. Su quel tipo di arte. Ed è per noi un valore, quello è creare valore, perché un artista ha come, io parlo da vignettista, se avessi avuto un mezzo del genere quando ho cominciato sarebbe stato molto più semplice, perché scovare le persone che sono veramente interessate alla satira non è facile, e sui social network attuali non è immediato, non è scontato, tu devi andare a trovare col lanternino, e quindi la condivisione diventa difficile. Invece Tworty appunto è un'autostrada, si arriva direttamente a tutte le persone che hanno scelto di ricevere informazioni che sono mirate, quindi satira piuttosto che appunto giornalismo, eccetera. Per un artista è il miglior metodo di promozione possibile. Bene, benissimo. Volevo sapere, in questi mesi, allora è andata bene, è stato apprezzato, sicuramente sono idee vincenti, quanta utenza ha poi riscontrato? Come avete fatto tra l'altro a promuovere voi stessi? Perché forse è il primo blocco che hanno i giovani che hanno progetti vincenti nella testa, magari riescono a realizzarli, però poi non arrivano, ecco, Certo. la loro piccola autostrada per portarsi avanti. Beh, diciamo che abbiamo iniziato con un anno fa circa con un concorso rivolto a tutti gli utenti, che voleva da un lato premiare gli utenti, ma dall'altro anche cercare creare un circolo non vizioso, ma assolutamente virtuoso, dove fossero premiati anche i negozi e le aziende che erano iscritte al nostro sito. Quindi chi si iscriveva poteva accedere banalmente, ti dico, a un buono spesa fino ad arrivare a 1.000 euro da spendere nei negozi iscritti a Tworty, e Tworty regalava questa giornata di shopping a Milano. Quindi diciamo che questo concorso ha avuto molto successo. In quel caso abbiamo fatto operazioni prettamente locali, poi c'è stata una mini attività di pubblicità e diciamo che poi a un certo punto tramite web o Tworty stesso ha iniziato a promuoversi, perché ovviamente gli utenti sono diciamo la parte più importante, la nostra vera ricchezza, per cui loro stessi diffondono il verbo di Tworty.com. Assolutamente. Per concludere una nota critica, vediamo se c'è anche in Tworty.com. Sicuramente. Quali sono i limiti che state riscontrando? In Italia forse sì, siete ben accolti, però forse non ben visti da tutti. Se ci sono dei limiti, quali? Beh,
L'Italia, appunto, come diceva Alice, è un paese che fondamentalmente premia, non sappiamo perché, però premia diciamo, il social network quando viene dall'America, dalla Silicon Valley, allora arriva il grande social network, mentre invece Torti, che tra l'altro anche esperti del settore, giornalisti che parlano di tecnologia, hanno riconosciuto il valore di Torti. Ovviamente noi facciamo il doppio della fatica perché siamo autenticamente italiani, non abbiamo alle spalle, insomma, grandi finanziamenti e soprattutto siamo piuttosto giovani, quindi non abbiamo, tra virgolette, l'esperienza che uno può vantare. Quello che in ambito insomma, americano, europeo è un valore, da noi diventa un po' una palla al piede, non si sa perché, però diciamo che pian piano con il supporto anche degli utenti, appunto, che ci credono e quindi a loro volta propagano la cosa, sta andando avanti. Poi ci saranno anche tante altre cose che abbiamo in programma su Torti, quindi il sito cresce. Benissimo, allora basta seguirvi online su Yes. Torti. Diciamo che siamo noi italiani che dobbiamo darvi il giusto valore, insomma Fate, cerchiamo iscrivetevi. di valorizzare le Il Made nostre in Italy. buone idee, esatto, il Anche nostro Made in perché, Italy. anche perché essendo gratuito uno lo prova, Esatto, magari infatti. trova qualcosa di Ma lo fa. interessante. Benissimo, allora grazie infinite a Alice Cimini e Carlo Crudele per averci fatto Grazie a te. scoprire la magia di Torti, e adesso per salutarvi vi voglio dare un appuntamento domani sera al Cineteatro Italia Garbagnate di Garbagnate Milanese. Troverete questo bellissimo spettacolo, tutti gli artisti di Zelig si daranno tanto da fare per farvi ridere e tutti i fondi andranno a Presenza Amica, un'associazione che scopriremo meglio nei prossimi giorni, ma che fa tanto bene ai nostri cari che vivono in condizioni di salute veramente difficili. Allora andate tutti, è una serata per ridere e per fare del bene insieme. Allora grazie ancora, voi due ci andrete? Sì. Quando si tratta di ridere lui non può mancare. Va bene, allora grazie infinite, l'altro appuntamento è domani sera. Domani sera a Milano, diciamo che chi non è No, prima, questo è dopo. Ah, prima da te ok, e dopo perfetto. lì. Allora Esatto. è una serata all'insegna Esatto, una serata per ridere. Allora grazie infinite anche a voi, vi auguro una buona serata, ci vediamo domani sera. Ciao.